Chiama la polizia. La polizia mi convince. Che fotografa. Ti spacchiamo tutto, urlato in dialetto veneto, minacce in pieno giorno che ormai sono costanti per i baristi di Piazza delle Erbe, presi di mira da un gruppo di sbandati che si aggirano vicino ai bagni pubblici della centralissima piazza di Padova. Un cliente al tavolino del locale riprende la scena avvenuta mercoledì verso mezzogiorno. Si vede, si sente chiaramente un uomo che inveisce e minaccia il titolare del bar Steam Power, Giampaolo Facco. Sono entrate due persone nel locale, sempre dello stesso gruppo, diciamo che è qui, che staziona tra i bagni pubblici e il PAM come diciamo tratto, e sono entrati, hanno minacciato e aggredito sia me che una mia dipendente. Quindi praticamente noi abbiamo già fatto la denuncia alle forze dell'ordine, però appunto abbiamo chiesto anche l'aiuto degli altri esercenti qui della piazza, perché è un problema che è comune a tutti. Abbiamo dovuto anche chiudere prima la sera, non riusciamo più a stare aperti fino a 1 di notte, ma dobbiamo chiudere alle 10 perché le ragazze ovviamente hanno paura. La situazione va avanti da qualche tempo, dicono i commercianti, addirittura gli sbandati mandano altri amici a minacciare i gestori dei bar che rifiutano di servire loro da bere perché disturbano gli altri clienti. Alcuni esercenti del salone stanno pensando di presentare un esposto per chiedere un presidio fisso delle forze dell'ordine. Dobbiamo fare qualcosa, abbiamo bisogno di avere un presidio fisso qui, perché chiamare la volante quando succede qualcosa non è sufficiente, ci mettono del tempo, arrivano, non hanno mezzi e c'è bisogno proprio di avere qualcuno qui, perché abbiamo bisogno di sentirci protetti, così non riusciamo a lavorare. Noi abbiamo il Deor qui, vengono disturbati gli ospiti, le ragazze si spaventano, ci sono episodi di violenza verbale, tentativi anche di far qualcosa che non va bene, insomma a volte c'è stata tirata una bicicletta addosso, a volte sono stati buttati animali sui tavoli dei clienti. A giugno una donna mezza nuda in Piazza delle Erbe aveva lanciato dei bicchieri contro dei clienti e così molti locali dopo questi episodi hanno anticipato la chiusura. Non si può lavorare in questo modo, abbiamo bisogno che ci sia qualcuno qui che ci dia una mano e che li faccia spostare.